Galliera Veneta, Cassola, Rosà, Fontaniva, 4 comunità coinvolte nell'incidente di ieri sera qui alla SMV SRL in zona industriale artigianale di Galliera Veneta. 4 feriti gravi per le esalazioni dalla cisterna dove stavano lavorando per la sistemazione e per la coibentazione dell'interno. Scioccati anche i primi cittadini, siamo riusciti a raccogliere qualche dichiarazione. Spero che ci sia tanto che vengono fuori di questo brutto episodio, tutti e 4, perché sono 4 famiglie, e posso dire che è un'azienda all'avanguardia e saranno gli aspetti burocratici e della spesa da controllare cosa è successo su questa vicenda. Il sindaco è stato tra i primi ad arrivare sul posto appena avuta la notizia dell'incidente. Gli dico che era una sofferenza e posso dire solo che sia le forze dell'ordine, i pompieri e anche l'operato del pronto intervento sono stati veramente bravi ragazzi veramente. Col titolare della SMV, Walter Franco, residente a San Zeno di Cassola, ha una conoscenza diretta il sindaco Aldo Maroso. Conosco molto bene perché l'abbiamo seguito fra i vari altri espropriati durante l'esecuzione della strada pedemontana veneta, quindi abbiamo tenuto rapporti molto stretti, abbiamo seguito anche l'esproprio, il fatto che abbia costruito una casa dall'altra parte perché la sua l'hanno abbattuta. L'abbiamo seguito bene, lo conosco molto bene. L'identità dell'imprenditore coinvolto nell'incidente, il primo cittadino di Cassola, l'ha saputa direttamente da noi. Ho sentito la notizia, ma non ho capito assolutamente che fosse un nostro concittadino, no? E poi perché quando l'ho saputo ho capito anche che era come titolare impegnato a soccorrere gli altri. Questo tutto sommato dà anche il segno di quanto impegno ci sia stato per evitare questo.